benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Tensione a Gela dopo l'incendio di un appartamento in un palazzo di 7 piani. Tutti i residenti costretti a trascorrere la notte fuori casa. Irritazione tra gli evacuati non autorizzati a rientrare neanche dopo lo spegnimento delle fiamme in attesa delle verifiche tecniche. A riposto è giallo per la morte di una donna trovata impiccata nella sua abitazione dopo l'intervento dei vigili del fuoco per un incendio. Attesa per i risultati dell'autopsia, sentito il suo compagno. Altra morte sospetta di un'anziana, in questo caso a Niscemi. La magistratura indaga per istigazione al suicidio. Sullo sfondo una precedente indagine a carico del marito per maltrattamenti in famiglia. Palermo, una decina i positivi tra i familiari della bambina morta per difterite. In città 800, secondo le stime, i piccoli non vaccinati. Cresce dunque la preoccupazione dell'eventuale diffondersi della malattia e molte famiglie affollano gli appositi centri di vaccinazione anche senza prenotazione. Sconcertante misura di contenimento dei daini nel Ragusano. Previsto dalla Regione l'abbattimento di 100 esemplari dal 1° settembre. Ondata di indignazione di animalisti e anche di esponenti politici. Al TG Sicilia si racconta Albano, evocando le sue grandi passioni, il vino, oltre naturalmente alla musica. Calcio, Palermo, buona la prima, i rosanero vincono la prima di campionato. Al Barbera contro la Juve Stabia finisce 1-0 con gol di Olsen. Il Catania stecca all'esordio, rossazzurri tramortiti dall'1-2 dell'Inter Under 23. Servono correttivi sul mercato, soprattutto a centrocampo. Russo, unica nota lieta. Bentrovati, dunque a Gela, fiamme al primo piano di un palazzo in via Benedetto Croce, tutti i residenti sono stati allontanati e costretti a trascorrere la notte altrove e ci sono stati momenti di forte agitazione durante l'intervento dei vigili del fuoco perché è stato vietato agli evacuati di rientrare in casa anche dopo che le fiamme erano state spente. Geritalia. È l'1:30 di notte quando in via Benedetto Croce, nel quartiere Caposoprano di Gela, scatta l'allarme. Da un appartamento al primo piano di un edificio di 7 piani si alzano fiamme e fumo. In pochi minuti la situazione diventa concitata. Sul posto arrivano i vigili del fuoco e la polizia. I residenti vengono fatti uscire dallo stabile per consentire ai soccorritori di lavorare in sicurezza. La paura è tanta e tra i condomini l'agitazione cresce. Durante le operazioni non mancano neanche momenti di tensione anche nei confronti dei vigili del fuoco, impegnati a domare l'incendio e mettere in sicurezza l'edificio. Il rogo resta concentrato soprattutto nell'appartamento al primo piano, ma le conseguenze si estendono anche al piano superiore dove 2 stanze sarebbero state interessate dal fumo e dagli effetti dell'incendio. Una volta spento il rogo entrano in scena gli investigatori. Sul posto arriva la polizia scientifica per effettuare i rilievi e cercare elementi utili a ricostruire la dinamica. Al momento infatti l'origine delle fiamme resta un punto da chiarire. Non è ancora possibile stabilire se si sia trattato di un incidente o se dietro l'incendio possano esserci altre circostanze. Intanto il palazzo rimane interdetto ai residenti. Nessuno è potuto rientrare negli appartamenti. La paura lascia spazio alle verifiche tecniche. Saranno gli accertamenti a stabilire quando e come è iniziato l'incendio e se lo stabile può tornare a essere abitato in sicurezza. A riposo adesso per il giallo della morte di Noemi. Femminicidio o tragico gesto estremo della ragazza di 34 anni trovata impiccata nella sua abitazione ieri dopo l'intervento dei vigili del fuoco per un incendio. A chiarire le cause della morte sarà l'autopsia. Sentito il suo compagno, Eva Spampinato. Abbastanza brutto, una morte del genere non va così.
Non si rassegnano all'idea che Noemi possa aver deciso di farla finita. La madre e i familiari della 34enne, trovata ieri dentro la sua casa di riposto, qui in via Circonvallazione, impiccata mentre tutto attorno divampavano le fiamme, continuano a respingere l'idea di un suicidio. L'odore forte, acre dell'incendio del rogo si sente ancora nell'aria. Davanti la porta dell'abitazione di Noemi i sigilli dei carabinieri che questa mattina sono tornati qui sul luogo del delitto. Sull'asfalto posati per terra 5 lumini e un mazzo di fiori freschi e il cordoglio della comunità per la morte di una ragazza di 34 anni. Adesso sarà l'autopsia sul corpo di Noemi, che in questo momento si trova all'ospedale policlinico di Catania, a sciogliere i dubbi su quello che tuttora rimane un mistero: suicidio o omicidio o femminicidio. Un giallo fitto che si muove lungo il confine tra gesto disperato e delitto perfetto. Il rogo avrebbe cancellato ogni traccia di un possibile assassino? È un mistero questa cosa. Se non fosse successo l'incendio, se il cane non abbaiava, possibilmente chissà cosa sarebbe successo e le cose non sarebbero state magari così evidenti, presumo. Non escludono nessuna pista nemmeno i carabinieri della compagnia di Giarre di riposto, che ieri hanno sentito l'uomo con la quale Noemi si frequentava nell'ultimo periodo come persona informata sui fatti, senza inserirlo però nel registro degli indagati. Avrebbe raccontato che la donna aveva preannunciato il gesto. A quelle parole lui però non avrebbe dato peso. Questo a riposto, un'altra morte sospetta, in questo caso di un'anziana a Niscemi. La magistratura indaga per istigazione al suicidio. Sullo sfondo una precedente indagine a carico del marito della morta per maltrattamenti in famiglia. Rita Cinardi. È ancora tutta da chiarire la morte di un'anziana di Niscemi deceduta dopo circa un mese di ricovero in ospedale. La procura di Gela ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, al momento a carico di ignoti, e ha avviato una serie di accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Gli investigatori stanno sentendo i familiari della donna, mentre sul corpo si sta procedendo all'ispezione esterna. Sarà proprio questo primo esame a stabilire se vi siano elementi sospetti che rendano necessario procedere anche con l'autopsia. Ma sulla vicenda c'è anche un altro fronte investigativo. Il marito della donna, un uomo di 85 anni, risultava già indagato per maltrattamenti in famiglia, un procedimento avviato prima della morte dell'anziana e nell'ambito del quale la procura aveva anche chiesto l'applicazione del divieto di avvicinamento alla moglie. La donna però è morta prima che la misura potesse essere convalidata. Adesso gli inquirenti vogliono ricostruire ogni passaggio della vicenda e comprendere cosa sia accaduto prima del ricovero e nelle settimane successive. Le dichiarazioni dei familiari e gli accertamenti sul corpo potranno fornire nuovi elementi all'inchiesta. Resta dunque da chiarire se e in che modo i diversi aspetti emersi possano essere collegati. A Vittoria, un ambulante di origine marocchina è stato accoltellato al culmine di una lite con un giovane vicino alla stazione ferroviaria. Colpito all'addome, l'uomo è ferito gravemente. L'aggressore, 22 anni, è stato fermato dai carabinieri. Difterite a Palermo, altri 10 positivi nella famiglia di Anna Rosa, la bambina morta senza essere vaccinata. In città intanto cresce la preoccupazione di un'eventuale epidemia. Molte famiglie si recano nei centri vaccinali anche senza prenotazione. Marco Gullà. Una decina di tamponi positivi alla difterite tra i familiari di Anna Rosa Bartolotta, la bambina di 4 anni morta nella notte tra mercoledì e giovedì all'ospedale dei bambini. L'indagine epidemiologica dell'ASP di Palermo si allarga e porta alla luce nuovi casi nel nucleo familiare della piccola, mentre si stringe il cerchio sul possibile paziente zero. In città cresce la preoccupazione. Tantissime famiglie che non avevano vaccinato i propri figli stanno adesso prenotando il vaccino. Questa mattina nel centro vaccinale della Guadagna in molti arrivano anche senza prenotazione. Questo boom che si aspettava, noi abbiamo fatto la normale amministrazione che fanno tutti i centri vaccinali. I nostri frigo sono pieni di vaccini, le persone, avete constatato, vengono vaccinate, non soltanto quelli che sono in prenotazione. Lei pensi che avevano prenotato online 25 persone oggi, però c'è anche che uno arriva e se è il caso che deve essere vaccinato viene vaccinato, per cui questo boom è normale amministrazione di ogni giorno. Abbiamo fatto il primo e poi gli altri 2 consigliati, il rotavirus e l'altro.
Ho fatto il vaccino in gravidanza per la pertosse sia per il primo sia per la seconda. Ho fatto i vaccini antinfluenzali, per noi è semplicemente fondamentale perché abbiamo a cuore la tutela dei nostri figli. Del vaccino tra i 5 e i 6 anni, sì, è il richiamo. Nuove scorte di vaccini in arrivo anche per coloro che adesso fanno la prenotazione per il richiamo. Nella zona nord di Palermo sarebbero oltre 800 i bambini non vaccinati, un numero che l'ASP spera di ridurre. A Siracusa, guardia medica chiusa per carenza di medici. Per tutta la giornata ieri l'ambulatorio dell'Umberto I non ha aperto proprio perché senza personale disponibile a coprire il turno. Francesco Aloi. Chiuso per carenza di medici. L'ASP non ha usato giri di parole per motivare l'interruzione provvisoria del servizio di continuità assistenziale. Chi nella penultima domenica di agosto è venuto qui, nella guardia medica dell'Umberto I di Siracusa, ha trovato questo avviso. E come ci dice qualcuno, non sarebbe la prima volta. Stessa situazione, infatti, anche in altri ambulatori della città. Da un lato c'è una carenza strutturale, dall'altro nelle giornate festive c'è un maggiore afflusso dell'utenza. Ora è chiaro che la mancanza di medici aggrava il problema, ma si potrebbe risolvere, secondo me, sfruttando meglio la casa di comunità. La guardia medica è un servizio utile che serve ad alleggerire la pressione sui pronto soccorso. Qui bisogna rivolgersi per i casi non gravi ed è qui che solitamente si trovano i medici neolaureati, giovani che decidono di fare esperienza così. Ma non tutti accettano. Bisogna incidere moltissimo sulle politiche che possono aumentare l'attrattività e mi riferisco alle politiche salariali, allo scudo penale, alla problematica del contrasto alle aggressioni ai camici bianchi e tutte quelle iniziative che la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici da tempo sta portando avanti presso i tavoli ministeriali. La guardia medica quindi sembra non essere attrattiva, troppe responsabilità e stipendio basso. E questa è la conseguenza. Catania ha scoperto dalla polizia a San Cristoforo un deposito utilizzato come base per preparare furti e rapine. Lì dentro sono state trovate 78 targhe contraffatte che erano destinate a essere montate sui mezzi sui quali si sarebbero commessi i reati previsti. La banda pianificava già, per esempio, il prossimo colpo. 2 i denunciati, Desiree Ferlito. Un vero e proprio deposito a disposizione della criminalità e una riunione in corso per pianificare il prossimo colpo. È quanto scoperto dalla polizia nel quartiere San Cristoforo a Catania. In un locale di via Mulini al Vento ha rinvenuto 78 targhe contraffatte, riprodotte secondo gli standard europei, destinate a essere montate su mezzi che sarebbero stati utilizzati per compiere rapine o altri reati. Un potente jammer per bloccare segnali e localizzatori GPS, passamontagna, guanti e persino un furgone rubato. La polizia al momento dell'irruzione ha sorpreso la banda riunita attorno a un tavolo sul quale erano già stati sistemati giubbotti, scaldacollo, guanti e passamontagna. Sul furgone rubato rinvenuto in un garage vicino era stata montata una nuova targa per nasconderne la provenienza. Sequestrati anche altri veicoli e segnaletica identificativa riconducibile a mezzi rubati negli anni scorsi. Al termine dell'operazione sono stati denunciati 2 catanesi, un 43enne pluripregiudicato già sottoposto all'obbligo di dimora e un 20enne. Resta da chiarire quale sarebbe stato il prossimo colpo e se altre persone facessero parte della banda. Da mercoledì una giovane madre è detenuta nel carcere di Gazzi di Messina con il bambino di 18 mesi in cella. Per loro c'è stata una gara di solidarietà da parte del personale dell'amministrazione del carcere e di tanti volontari. E per il garante dei detenuti questa è una condizione inaccettabile. Ascoltiamo. I bambini in carcere sono una vergogna. Sono la violazione più eclatante del principio di umanità della pena. Facciamo scontare la pena a un soggetto innocente in un ambiente che è già terribile di suo, ma che in quest'estate rovente è diventato più invivibile che mai per il sovraffollamento, per problemi strutturali e per tutta una serie di questioni che in realtà riguardano il carcere in Italia. Ora,
Poiché il numero delle detenute madri con figli al seguito è aumentato statisticamente dopo il decreto sicurezza numero 48 del 2025, che ha reso solo facoltativa il rinvio dell'esecuzione della pena per le detenute madri o in stato di gravidanza, noi rivolgiamo un appello alle autorità responsabili. Serve un provvedimento, un orientamento, serve un'assunzione di responsabilità per garantire alla madre di cui stiamo parlando e al bambino condizioni di dignità e umanità fuori dalla cella. Sconcertante misura di contenimento del numero dei daini nel Ragusano. Previsto dal 1 settembre l'abbattimento di 100 esemplari, ondata di indignazione di animalisti e anche di esponenti politici. Veronica Barbarino. Sono circa 100 i daini che vivono tra i boschi e le radure di Ragusa, Monterosso Almo e Giarratana. Esemplari che negli anni si sono riprodotti aumentando la popolazione, tanto che la regione ha dato il via libera all'abbattimento. La decisione, che dovrebbe scattare il 1 settembre, ha provocato sconcerto tra le associazioni animaliste e non solo. Alla base del contenimento l'esigenza di limitare i danni alle coltivazioni e il rischio di incidenti stradali. Mancano i dati, contestano gli animalisti. Non ci sono dati, eppure si parte sparati con il fucile in mano, con 10 cacciatori selezionati, ma non sappiamo come, perché anche di questo non abbiamo alcun documento ufficiale. Questo è il motivo principale per cui si è creata veramente una enorme onda emotiva. La richiesta è quella di cercare alternative come la cattura, il trasferimento degli animali o la sterilizzazione. Per la regione però queste opzioni non sono praticabili per l'assenza di strutture autorizzate e di protocolli scientificamente validi. Intanto il comune di Ragusa ospiterà nei prossimi giorni un tavolo tecnico di confronto tra i rappresentanti regionali e le associazioni locali. Arriveremo al tavolo con una proposta chiara, semplice, che sia comunque innovativa sia per la nostra provincia che per l'intera isola. L'abbattimento dei daini resta comunque ad ora confermato. Speriamo che venga revocato invece. A Calatafimi, omaggio a Ignazio Buttita, in chiusura della prima edizione della rassegna Teatro e Memoria, nello scenario di Pianto Romano, che è un sito importante nella storia del Risorgimento riscoperto per l'occasione. Orazio Longo. Muccature. E io mi sentivo morire d'amore. Un momento di incontro tra parola, teatro e memoria, nel quale la figura di Ignazio Buttita diventa occasione per riscoprire la forza della poesia come strumento di identità, denuncia e partecipazione. Con il poeta in piazza ai piedi del sacrario monumentale progettato da Ernesto Basile si è chiusa la prima edizione della rassegna Teatro e Memoria, ospitata a Pianto Romano, a Calatafimi, nel Trapanese. Io ti parlavo come penitente. Ora, disfatta per tanto dolore, ci dai una voce alle comandamenti. La rassegna, con 4 spettacoli in cartellone, e la direzione artistica di Enrico Stassi ha rappresentato anche l'occasione per la riscoperta di Pianto Romano, non soltanto come sito monumentale legato alla storia e alla memoria del Risorgimento, luogo simbolo della battaglia di Calatafimi del 15 maggio 1860, ma anche come spazio culturale. Dalla Puglia alla Sicilia, portando con sé le sue più grandi passioni, la musica naturalmente, ma anche il vino. Albano si racconta al TG Sicilia con Emanuela Corsi. Un artista amato dal pubblico, una voce straordinaria che ha fatto la storia della musica italiana, ma anche un uomo profondamente legato alla terra e alle sue tradizioni. Albano Carrisi è arrivato in Sicilia portando con sé le sue grandi passioni, la musica e il vino. Una è una passione che mi è nata da sola, ascoltando le belle melodie che mia madre cantava, e l'altra ascoltando mio padre mentre zappava la terra, e ho capito che questi due semi sono rimasti nel mio brain, nel mio cervello, e ho portato avanti ciò che ho imparato fin da piccolo.
pensato di comprare un vigneto magari qua in Sicilia? No, perché già non faccio in tempo a seguire i miei là in Puglia. Qua mi piace invece osservare quello che fanno gli altri miei colleghi contadini o imprenditori. Felicità, e bicchiere di vino con un panino, la felicità. Quando ti rivedremo sul palco dell'Ariston? Guarda che nel mondo non c'è solo l'Ariston, c'è, bene che ci sia, ha dato tanta musica al mondo, ma se c'è va bene, se non c'è pazienza. Nostalgia, nostalgia canaglia, che ti prende proprio quando non vuoi. Ricordatevi, come io lo ricordo a me stesso ogni giorno, che la musica è medicina. E come tutte le medicine presa con la giusta dose fa bene al vivere. Ha ragione, benvenuto in Sicilia Albano, bentornato. Pausa, tra poco per il calcio, felicità Palermo, delusione Catania, state con noi. Calcio Palermo-Juve Stabia, buona la prima per il rosanero, finisce 1-0 con gol di Jonsen al quarto minuto. Prestazione non esaltante dei rosanero, Inzaghi comunque soddisfatto per i 3 punti. Marco Cullà. Pratico e vincente. Il Palermo vince la prima di campionato. Al Barbera contro la Juve Stabia finisce 1-0 con gol di Jonsen segnato al quarto minuto. I rosanero hanno anche sofferto e rischiato di subire il pareggio nella ripresa, ma alla fine una difesa solida e anche un po' di fortuna, come in occasione del palo colpito dalla Juve Stabia, hanno mantenuto la porta inviolata. Una vittoria che permette ai rosanero di incamerare i primi 3 punti del torneo e mandare un messaggio chiaro al campionato. Gara che si sblocca subito, poi Giampaolo apre un corridoio per Jonsen che danza con il pallone e poi lo spedisce all'angolino. 1-0. Sembra il preludio ad una scorpacciata di gol, ma non è così. La Juve Stabia prende le misure ai siciliani e inizia a fare possesso palla, ma è sempre il Palermo nel primo tempo a creare occasioni come la traversa di Ranocchia. Poi Jonsen da ottima posizione non riesce a fare doppietta. Il Palermo avverte stanchezza, i campani crescono e fanno capire quanto è dura la Serie B, così dopo i cambi di Inzaghi la Juve Stabia va ad un passo dal pareggio con Patanè, grande inserimento e stecca di sinistro che colpisce il legno interno e finisce fuori. Rosanero che giocano con il cronometro, l'ultima occasione sui piedi di Leduaron, palla alta. Finisce 1-0, prova non esaltante da parte del Palermo che soprattutto nella ripresa è apparso opaco e con poche idee, ma per i siciliani era fondamentale iniziare con la marcia ingranata. Inizia anche una settimana importante di mercato, sono giorni caldi per l'arrivo del portiere Perin dalla Juventus. Catania stecca alla prima, rossazzurri superati al Massimino dall'Inter Under 23. Primo tempo lezioso, secondo impressione ma senza grandi risultati. Si salva Russo, occorre intervenire sul mercato, soprattutto a centrocampo. Marco Carli. Difficoltà nuove che andranno analizzate. Le parole sono di Longo a fine partita. Una partita che ha messo in luce i problemi sul campo dopo quelli evidenziati nuovamente dal vertice del club durante l'estate. Primo tempo deludente, dopo un avvio in cui i rossazzurri hanno provato a mettere in pratica il volere dell'allenatore, fare la partita, ma senza ritmo, cattiveria e cinismo. L'Inter ha calato l'1-2 che ha indirizzato la gara. Il gol di Maia ha evidenziato errori in difesa simili a quelli di Parma per una retroguardia apparsa ancora in affanno sia nei centrali che negli esterni per nulla propositivi. Il rigore di Mosconi è stata un'ulteriore mazzata all'intervallo sotto di 2 gol. A quel punto ho aspettato fra primo e secondo tempo di riguardare in faccia i miei ragazzi, scelte per rimettere un po', rimescolare un po' le carte, mettere un attaccante in più dentro facendolo partire dalla mezzala come Bruzzaniti. Nella ripresa si cambia, c'è anche la reazione almeno per una mezz'oretta, ma pure la convinzione che serva di più. Se a centrocampo schieri Menez, bacchettato a fine gara dall'allenatore e beccato dal pubblico, e nella ripresa anche Bruzzaniti, vuol dire che manca più di qualcosa e non è un mistero. Varra e Longo si sono confrontati a lungo a fine partita, il nome di Torrado
fasi circola da tempo, ma serve anche un altro interprete. Con la squadra che avevo a disposizione questa sera potevo fare meglio, io mi devo preoccupare di questo, poi la società si preoccuperà entro il 2 di settembre di mettermi a disposizione altro. Qualora lo facesse saremo tutti contenti, qualora non lo facesse vuol dire che il lavoro che bisogna fare dovrà essere ancora più importante. La nota lieta, forse l'unica insieme a Coda in tribuna, è la prestazione di Russo, un catanese che segna a Catania e fa vedere coraggio e intraprendenza. Occorre ripartire da lì, di sicuro, ma serve anche tanto altro. Ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione e buon pomeriggio. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.